Appassionati di calcio giovanile, buon pomeriggio da Fonni, un saluto da Priamo Marrazzo. Si gioca la terza giornata del campionato regionale Juniores di fronte ai padroni di casa allenati da Antonio Mulas e la capolista nuorese. Il pronostico vede favoriti verdi-azzurri di Francesco Succu, ma la squadra di casa ce la metterà tutta per farsi valere nel nuovo sintetico del comunale Coleo. Fonni in campo con una formazione imbottita di allievi: Masini, Duras, Guria, Carzedda, Botaru, Casula, Cianciotto, Raffaele Nonne, Murroku, Marco Nonne, Cugusi. A disposizione Puddu, Balloi, Sanna e Mattu. La nuorese gioca con Uda, Ortu, Nughedu, Marco De Murtas, Pintore, Cucuru, Loddo, Biscu, Falchetto, Nieddu e Ledda. In panchina Granara, Fadda, Lunci, Gianpietro e Diego De Murtas, Sagoni e Caggiu. Campo in perfette condizioni, ispira un leggero vento. Ospiti in maglia bianca, calzoncini verdi, Fonni incompleto a strisce bianco-blu. Parte Biscu, la risposta di Masini. Con le mani va Nughedu, lunga rimessa in gioco. Biscu è 1-0, nuorese subito in vantaggio. Federico Biscu l'ha messa dentro sotto misura. Il Fonni deve rincorrere. Numero 8 della nuorese va a ricevere i complimenti dei compagni. Un saluto speciale anche al mister Francesco Succu. Loddo, parte palla al piede, ancora Loddo, Falchetto, il diagonale, 2-0, la nuorese raddoppia con il suo centravanti, Falchetto. Sventola alle ali. Nughedu cerca un compagno libero, lo trova in Biscu, mette a terra, c'è il corridoio, Nieddu, terza rete della nuorese, la firma stavolta è di Elia Nieddu, anticipato il tocco e ha messo la palla nel sacco, partita virtualmente chiusa. Cross dalla destra, non ci arriva Falchetto, Nieddu ancora lui, ma arriva la segnalazione di fuorigioco. Qualche dubbio sulla posizione di Nieddu al momento del lancio. Apertura sulla sinistra dove c'è Ledda. Il cross al volo Nieddu, 4-0, doppietta per il talento nuorese, scuola Puri e Forti. Ledda in copertura. Passaggio laterale, attenzione, palla buona, calcia incredibilmente sul... Parte Marco De Murtas, in mezzo, non ci arriva Falchetto, palo, alto brivido per la difesa. Rinvio con i piedi. Ledda, scontro con un avversario. Resta a terra Ledda, si è fatto male. Loddo, cross in aria, Falchetto, la traversa, salva Masini. Ancora Nughedu, Falchetto, si aiuta con le mani, Falchetto, la difende, ancora lui, potrebbe scaricare, il tiro, palo pieno, ancora un legno per Falchetto. Può iniziare la ripresa, altro cambio nella nuorese, vediamo che dopo Gianpietro De Murtas, al posto dell'infortunato Ledda, entra anche Nicolò Fadda, anche nel Fonni spazio a due giocatori nuovi, si tratta di Puddu e Balloi. Possibilità per Diego De Murtas, respinge Masini, Gianpietro De Murtas, palo a portiere battuto. Ortu a cercare Loddo, si libera dalla marcatura, in aria, contatto, l'arbitro lascia correre. Ancora Diego De Murtas, salvataggio sulla linea di Puddu. Detto passaggio per Uda, la pressione di Balloi, attenzione, rischia grosso Uda, palla fuori. Ortu gioca all'indietro, Uda, attenzione, induce ancora, gliela soffia Balloi, gol del Fonni, che cosa ha combinato Uda? Cimini di Murtas, sempre in movimento, palla in mezzo, il tiro, ancora gol, ancora una volta però annullato per fuorigioco. C'è Pietro De Murtas, in mezzo per la corrente Fadda, alza la mira da ottima posizione. L'arbitro indica i minuti di recupero. Ortu, verticalizzazione per il neoentrato Caggiu. Gianpietro De Murtas,
per Diego De Murtas, 5-1 la Nuorese dilaga. Fadda avanza, prova il tiro, traversa piena, un altro legno colpito dalla Nuorese. Ultimi spiccioli di gara, punizione battuta e arriva il triplice fischio finale, un'autentica liberazione per il Forni. La Nuorese trionfa 5-1 sul sintetico di Coleo, doppietta di Niedu, gol di Biscu, Falchetto e Diego De Murtas. Per i ragazzi di Mulas, rete della bandiera di Balloi. Da Forni è tutto, grazie per averci seguito e ai prossimi appuntamenti del calcio giovanile.